troviamo nella sede amministrativa del Gorisky Musei, qua ci sono gli uffici anche dei curatori, e questo è il mio ufficio. Io sono curatrice di storia dell'arte e quindi mi occupo delle opere d'arte che si trovano nella nostra collezione, sia della collezione permanente, mi occupo dell'allestimento di mostre temporanee e quindi ho in cura anche la donazione di Vladimir Makutz. Vladimir Makutz era nato a Salcano, è vissuto quasi per tutta la vita a Ljubljana, ma è rimasto legato al suo luogo natio e quindi ha deciso di donare una grande collezione di opere al proprio luogo natio e al museo in cura. Proprio qua in ufficio teniamo le opere su carta. Vladimir Makutz è un grande maestro dell'incisione, uno dei più grandi incisori sloveni della seconda metà del Novecento. Molto conosciuto a livello nazionale, le sue opere si trovano in diverse collezioni sia pubbliche che private in Slovenia, ma da noi c'è quella più grande perché, come dicevo, era nato qui. Per il centenario della nascita è quasi un obbligo per noi presentare le sue opere che sono conservate qui da noi. Abbiamo deciso di allargare questo progetto a diverse istituzioni, sia in Slovenia che in Italia, e abbiamo deciso di invitare come curatore delle nostre mostre Massimo Premuda, che è un amico, curatore e collaboratore di Trieste con cui collaboriamo da diversi anni. Abbiamo deciso di invitare lui proprio per dare un nuovo sguardo all'opera di Makutz, che in Slovenia conosciamo molto bene. Di Makutz si è scritto molto, si è studiato molto e per questo abbiamo deciso di invitare un curatore esterno dall'estero con occhi nuovi, diversi, con un bagaglio culturale diverso. Sì. Mi piacerebbe che uno stesse di qua e uno stesse di là, no? Bene. E poi in verità questo qua va raddrizzato adesso. È già da 3-4 anni che collaboro insieme ai Gorisky Musei. È una collaborazione nata su un progetto per il castello di Kronberg e appunto ogni anno, verso la fine dell'anno, proprio io e Katarina Brescian curiamo assieme una mostra in castello. Piano. La collaborazione è una collaborazione più ampia perché già l'anno scorso la dottoressa Brescian mi aveva invitato a scrivere un testo scientifico per il centenario dalla nascita di Vladimir Makutz e dunque questa occasione qui di questa grande mostra omaggio è proprio l'occasione perfetta per mettere assieme un po' tutti questi tasselli. Allora, Catarina, in estrema sintesi, io volevo che sia di qua che di là dialogassero due robe giganti su queste pareti qua e vorrei che davanti ci fosse un cubetto, poi capiremo l'altezza, con un paio di sculturine davanti. La grande mostra Vladimir Makutz in tutte le direzioni si sviluppa nello spazio e nel tempo. In 6 sedi, 4 in Slovenia, 2 in Italia, e una prima mostra è già partita a Kranj e l'ultima inaugurerà a novembre a Gorizia. Sono delle mostre che sono sia tematiche che retrospettive, perché il nostro Vladimir Makutz ha insistito su determinati temi che è andato a declinare veramente per tutto il corso della sua produzione e dunque in certi casi queste mostre abbracciano un periodo di 10, 20, 30, 40 e addirittura 50 anni.
Vladimir Makuz è stato un artista amatissimo e riconoscibilissimo. Già nel 1979 gli è stato conferito il premio Franze Preschiren, che è il riconoscimento più importante nell'ambito della cultura che viene assegnato qui in Slovenia. E nel 1985, esattamente 40 anni fa, gli viene dedicata questa grande mostra retrospettiva al Castello di Kronberg. Per noi dunque è stato importante aprire questo ciclo di mostre proprio a Cragno, nella galleria dedicata ai premi Preschiren. Nahajamo se v galeriji Prešernovih nagrajencev, sredi Kranja, v starem mestnem jedru, v tako imenovani Pavšarjevi hiši. V Sloveniji od leta 1947 vsako leto podarjamo oziroma nagrajujemo najbolj zaslužne umetnike. Ta nagrada je doletela tudi našega razstavljalca, našega jubilanta, Vladimirja Makuca. Vladimir Makuc je pravzaprav naš stalni gost te galerije in zelo smo ponosni, da smo lahko sedaj ob njegovem jubilejnem letu, ob stoletnici njegovega rojstva, začeli niz teh razstav, ki seveda bodo ne samo letos, ampak tudi celo naslednje leto. Razstava, ki se razprostira v vseh treh etaža te naše galerije, predstavlja pravzaprav ves njegov opus. Je nekem smislu pregledna razstava, ki je nastala v sodelovanju s sokustisanjo Bredo Ilih Klančnik, ki sva izbrala ta dela pri Vladimirju Makucu in pri zasebnikih. So slike, so grafike, so dela na papirju, tako risbe kot dela na japonskem papirju, je predstavljena keramika in predstavljene so tudi skulpture. Tista najstarejša dela, predvsem grafična dela iz leta 1957, pa do tista zadnja dela, ki so tukaj predstavljena predvsem v ciklu Kozmos in seveda z njegovim tem znamenitim delom Hermes, kjer Vladimir Makuc na kolesu gre vesolju pravzaprav naproti. La donazione di Vladimir Makuz al Gorischi Musei è una donazione ampissima. Al momento siamo oltre le 700 opere. Questo significa che appunto per andare a creare questa mostra dovevamo trovare dei filoni, delle possibili vie di racconto, perché era veramente impossibile andare a presentare tutto. In mostra comunque ci sono tantissimi lavori, sono più di 150 opere e come ben sappiamo Makuz si è contraddistinto in particolare su questo filone della grafica. E siamo proprio qui in questo momento nel laboratorio di restauro, dove anche vengono giustamente incorniciate, impaginate le grafiche, i disegni, gli acquerelli, ed è un'occasione bellissima, irripetibile, appunto per tirare fuori dalle cassettiere e per esporre per un periodo così lungo, perché la mostra si concluderà appena con la fine delle vacanze natalizie, ecco, per rivedere dei lavori così importanti, così grandi, ma anche in certi casi delicati e dunque appunto devono avere dei periodi di esposizione specifici. Hojla. Hojla, živijo. Jaz imam še risbe tukaj za zbrat. Aha, bova pogledali. Kaj se dava? Lahko to. Kaj
Kaj si izbrala? To so še te majhne in morava zbrati paspartuje in ozadja, ne? Ja, jaz tle bi predlagala, da narediva tudi naramnice, zaradi tega, ker je naslikana popolnoma oziroma narisana do roba. Ja. Bova pa zbrala zdaj paspartu Ja. in v kjer okvirček bova to namestili, ne? Ja. To na podlago. Probiva to. Ker smo rekli, da je na zelenkasto, ne? Jaz mislim, da bova šle na svetlejši, da se Ta ne je bi tepla. preveč, ta ni v redu, ne? Ni, ne? Ja. Tega? Ja, tiska, ja. A pogledava še one ta velike? Glej. Pri tej sem že naredila naramnice. Ja, super, ja, to je bolj, da so 3, ne? Vse bodo skrite in bo pač lebdeče ukvirjene, da bo brez paspartuja, ker je to toliko velika. Una cosa di cui siamo molto orgogliosi, alla Mesna Galleria abbiamo per la prima volta esponiamo questi bellissimi bozzetti preparatori per la grande vetrata che si trova proprio al piano di sopra della Mesna Galleria, parliamo del Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica, in cui c'è questa grandissima e meravigliosa vetrata che ricopre appunto tutto il soffitto della sala principale. La vetrata è forma tonda, ovviamente, e qua ci sono disegni iniziali. Sì, qua è veramente interessante vedere, di questo sono molto orgoglioso in verità, perché si vede veramente come passa dalla sua pittura classica ad andare a scomporre, no? Prima in una chiave quasi musiva, diciamo, e poi invece proprio con le scomposizioni della vetrata classica. All'inizio hanno questo tiro mosaico. Hanno tiro mosaico. Sì. Poi ci sono studi anche sulla tavolozza, no? Sulla scelta. Sì. Questo è solo un disegno. Su lucido. Qua. Là ci sono 2. Sì, ecco. Diciamo, faceva un po' uno studio su come, no, impostare i colori, no? E poi, sì, qua adesso li mostriamo un po' mescolati, no? E qua vediamo proprio le formelle. Io penso che queste sono 1 a 1 misura, sì, no? La donazione di Vladimir Makut è, come abbiamo detto, un corpus di opere ampissimo, ma abbiamo voluto fare ancora qualcosa in più e grazie alla collaborazione con Vladimir Makut figlio ci siamo fatti prestare alcuni pezzi molto significativi. In particolare al Castello di Kronberg avremo questa selezione di arazzi che proprio vibrano di un'energia incredibile e abbiamo anche tantissime opere sempre in prestito riguardanti proprio gli ultimissimi anni di produzione che riguarda soprattutto questo grande ciclo dei cosmi. To se pravi, dobrodošli v prostoru, kjer hranimo, moja družina, hranimo očetovo zapuščino.
ki je kar obsežna. Prej, to se pravi do konca, praktično do svoje smrti, je oče ustvarjal v enem ateljeju, ki je bil blizu njegovega doma. Potem pa smo po njegovi smrti stvari iz ateljeja preselili v ta prostor. V bistvu že med svojim ustvarjanjem vseletnim se je odločil, da bo večji del svojih del zapustil rojstnemu kraju. To je bila njegova želja in z direktorjem gospodom Brecljem, ki je bil takrat direktor Goriškega muzeja, sta se več let to dogovarjala, kako bi to organizacijsko speljali. Seveda je oče želel imeti zagotovilo, da bo Goriški muzej kot dober gospodar ravnal z njegovimi deli. Ja, kar izvoli. Dobar dan. Katarina. Živijo. Ja. Ravno tole za razstavo, tile akvarele na japonskem papirju, ki smo se z Markotom pogovarjali. Lahko tole dava sem. Prelistala malo. Super. Te so, mislim, da vse iz tega obdobja. Tam po 2000, ne? Ker je v bistvu, on je takrat delal na Forma Vivi, tistega kamnitega ptiča. Čakaj, kega pa imam. A je osnutek za tistega? Ne, fotografija. Osnutek je tudi nekje, ampak to je ta, ki stoji dol. In takrat je bil dol pač celo, ne vem, kdaj je Forma Viva, celo poletje, pa ki je to delal, še zraven opazoval te ptiče dol v Solinah. A pogledamo še. Ja, se bom jaz držim. Zdaj, tle, to so grafike po letnikih, tako drugač, prav urejene so pa tamle v predalu. Pogledamo tele? Recimo, če začneva pri teh 50, to so lesorezi. To so te prota prve, ne? Ja, prav te ta stari lesorezi. Ta je 54. To so te ta prvi poskusi, so tudi na takem slabšem papirju, ki še ni. To je tista, ki smo jo prej gledala v katalogu, oziroma ta pa je 58, to so te maske. To so taki motivi, ki so pol prav izginili, ne? Ja. Te fotografije iz tistega njegovega ateljeja v stanovanju, na Ilirski. To je bila v bistvu naša, bi morala biti dnevna soba. Jaz sem pol zaradi tega ostal brez, ker sem jaz pol v bistvu žrtvoval uno sobo, ki je bila namenjena meni, smo jo žrtvovali, da je ratala taka mini dnevna soba. In tukaj je bila tudi ta preša, ki je zdaj pri nas. Ki je zdaj dol v muzeju. Te so najstarejše. No, tle je še zelo mlad, ima še zelo malo las. To je 63. Jaz sem bil tle 10 let star, 63. Te so pa kasneje, je pa veliko kasneje, je pa odkupil en prostor, tam v bližini na Šmartinski, in takrat, to je bilo pa tudi povezano, da je on začel takrat tudi večja platna delati. Saj doma v tem majhnem prostoru ni mogel, tukaj je pa bil prostor in je, se vidi, so ta platna začela nastajati, večji formati. Tako da...
Qua ci troviamo al castello di Kronberg, dove si svolgerà la parte principale del progetto dedicato a Makuz, la prima mostra che apriamo qua sul nostro territorio l'8 maggio. Il titolo comune che abbiamo scelto, che diciamo riunisce tutto il progetto, riunisce tutte le mostre su tutto il territorio, sia sloveno che italiano, è In tutte le direzioni. Quell'autoritratto anche... Sì, quello va in atrio. Sì, boh, Adesso fai te, ok. La mostra al Castello di Kronberg è in verità divisa in 3 sezioni. Si apre con una sezione dedicata all'autoritratto, che è stato un tema per lui importantissimo, che ha praticato veramente tutta la vita, e si intitola La presenza dell'artista. Volevamo, tra virgolette, che Makuz si presentasse da solo al pubblico e appunto ci piaceva che lo facesse proprio con le sue parole proprie. E invece le altre 2 sezioni che avremo qui in Castello di Kronberg, da una parte abbiamo il tema degli uccellini, e quella sezione si intitola Voliera, e invece nell'altra torre avremo questa sezione dedicata alla mitologia, che si intitola Leda, Europa e le altre, perché Makuz è veramente riuscito a creare questa nuova mitopoiesi, veramente una mitologia tutta sua, in cui ha fatto incontrare il mito greco-romano con tutti degli aspetti proprio della nostra macroregione. Makuz è sicuramente un grande maestro della grafica. Il suo boom a livello mondiale succede sicuramente negli anni 60, sono gli anni in cui l'arte grafica proprio è più popolare nel mondo. Però è interessante vedere come anche nelle sue sculture, nelle ceramiche, nei quadri, negli acquerelli, nei disegni ci sia sempre questo aspetto così forte grafico, ma sono proprio dei grafismi. Lui proprio andava a disegnare, a grattare, a incidere la superficie, ma anche le cornici, come abbiamo ben potuto vedere. Veramente la sua libertà e la sua carica creativa veramente non si esaurisce, sborda, va oltre a tutti i costi. Ed è interessante vedere cosa va a raccontarci. Da una parte ci racconta delle cose tipiche nostre, ci sono, per dire, questi caratteri dell'alfabeto glagolitico, che è in assoluto il più antico alfabeto slavo conosciuto, che lui aveva incontrato proprio perché copiava e restaurava questi affreschi tardogotici di queste meravigliose chiesette che si trovano in giro per l'Istria. E dall'altra parte cosa segna? Segna la presenza dell'uomo, e dunque ci sono i muretti a secco, ci sono i segni delle vasche, delle saline di Sicciole, ci sono i fili della corrente su cui si appoggiano gli uccelli. Dunque ci parla anche di questa convivenza possibile, di questo ambiente antropizzato, il paesaggio segnato dalla presenza dell'uomo, con appunto questi animali che convivono serenamente con l'uomo. Indubbiamente Makuz è un artista del nostro territorio nel senso più bello e più ampio del termine. Veramente quando uno va a vedere i quadri di Makuz sente proprio questo incontro tra Carso e Mediterraneo, che è un microclima, un biotopo particolarissimo in cui veramente si incontrano queste 2 anime. E Makuz è un grandissimo cantore proprio di questa specificità proprio nostra, della nostra macroarea, che veramente va da Gorizia fino a tutta l'Istria.
abbiamo voluto, diciamo, riunire tutti i diversi significati, tutti i diversi livelli di questa nostra collaborazione di tante istituzioni, anche parlare di Makuz, della sua opera, di lui come artista, di lui come persona che è nata qui, che ha passato l'infanzia qui, ma che poi si è trasferita a Ljubljana, ma amava sempre ritornare a casa sia fisicamente che mentalmente, perché tutta la sua opera è dedicata a questo territorio, include il Mediterraneo, il Carso, l'Istria, parla della storia, parla del mondo contemporaneo. Infatti sulle sue opere ci sono riuniti tantissimi elementi di passato, presente, di mitologia, di realtà rurale, animali, persone, elementi astratti. Si ripetono spesso queste frecce, questi simboli contemporanei che ci indicano proprio tutte le direzioni. Ed è proprio questo anche un bel messaggio dell'artista, che ci fa capire che questo è un territorio diversificato, con una cultura e una storia molto interessanti e anche complicate, ma anche molto belle, proprio come sono le sue opere.